Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di TG Plus per quest'oggi 23 giugno, partendo da Padova. Il Mattino, migranti, i sindaci pronti ad accoglierli, apre così nella pagina iniziale sottotitolo, ma impera proprio questa fotonotizia di famiglie arcobaleno. Il Mattino dedica proprio tutta la prima pagina a "Siamo con voi, la battaglia per i diritti". Oggi le famiglie arcobaleno manifestano davanti al tribunale, dicono no alla discriminazione dopo l'impugnazione da parte della procura di 33 riconoscimenti dei figli di coppie di sole donne. Il mondo politico reclama una legge che tuteli i bambini. La ministra parla di una sanatoria. E andiamo a vedere anche qualche altro piccolo titolo, perché proprio il Mattino ha dedicato proprio interamente tutta la pagina a questo. Il papà di Mattia, negli occhi di Valentina mai una lacrima, il delitto delle terme. È scomparso da un mese Giosuè, non si è gettato in acqua. Il giallo a Borgo Veneto. E andiamo subito allora a questo punto a vedere anche gli altri giornali. Veniamo sul Gazzettino. Il Gazzettino Madri Gay, l'Italia ha ragione. Diciamo che questo è l'argomento di oggi un po' su tutti i giornali. La Corte Europea dei diritti, giusto non iscrivere i figli nati con utero in affitto, ma sia l'adozione. La ministra che lavora sanatoria per i bimbi di coppie omosessuali, e là a Padova ci sono 2 manifestazioni, lo segnala anche il Gazzettino. Nella fotonotizia le accuse contro Ilaria, voleva fumare hashish. In altri stati del mondo, per esempio in Arabia, non si può fare, e quindi il guaio è scattato. Mascherini, arrestati ex deputato e l'ex capo dell'agenzia delle dogane, lucrarono sul Covid. E di spalla invece si parla ancora dei ragazzi che hanno sparato alla prof. Con il 9 in condotta sono stati promossi. L'ira del ministro, l'insegnante dice uno schiaffo morale, ma la pagheranno. E sotto c'è una notizia: muore di droga a 2 anni, è il primo caso nel mondo. L'articolo è un po' offuscato da leggere, ma si può leggere all'interno del giornale. Vediamo il Corriere del Veneto, promossi, il ministro avvia verifiche. Anche qui il Corriere sceglie di aprire con questa notizia. Valditara dice che è diseducativo il governatore, la scuola ha avuto poco coraggio. Andavano bocciati, insomma, sì che hanno avuto una media anche alta a livello di voti, però con questo 9 in condotta si è promossi, bisogna abbassare quella parte. Questa fotonotizia trevigiana, scelta tra 22.000 candidati, Giulia l'italiana testimonial della felicità per la Finlandia. E la tentazione di Zaia, terzo mandato, la gente me lo chiede ogni giorno. Ma infatti sappiamo benissimo che bisognerebbe rivedere la legge per questa cosa. Ne parliamo spesso, ma tra l'altro il bellissimo articolo di Martina Zambon, giornalista molto brava del Corriere del Veneto, trovati 6 evasori al giorno, il record dei bonus edilizi. Anche qui è il motivo per cui anche i bonus edilizi proprio sono stati cassati in certe percentuali per colpa anche di alcuni furbetti. Grandi concerti, vertice sulla sicurezza. Adesso cominciano i grandi concerti perché è l'estate e quindi automaticamente si dà un'occhiatina in più alla sicurezza. Andiamo sulla pagina di Padova, anche di notizie plus. Delegazione thailandese in visita a Venezia. Questa è una notizia del Veneto, per conoscere le politiche per il lavoro del Veneto. A Padova invece premiata la storica locanda Vittoria di Carmignano di Brenta. Riconoscerete anche il segretario generale dell'APE Segato. E poi c'è vedete che anche qui si discute della pistola Pallini contro la prof, dove sono stati promossi i ragazzi, ma c'è un'allerta meteo per oggi, un'allerta gialla per forti temporali, quindi andiamo ad aspettarci anche il meteo che cosa ci dirà. È tutto per Padova.